Quante volte è stato processato? Guardi, non mi ricordo bene, sarà 12 o 13 volte. Il primo processo quando c'è stato? Nel 63, E fu condannato? condannato a 16 mesi. Li ha scontati? No, ne ho scontato 5. 5 mesi. 5 mesi. E l'ultimo processo? Mi sembra... è l'anno scorso. E a che cosa è stato condannato? No, non sono stato ancora condannato perché c'è una perizia in corso, no? Ma io ho lavorato 8 anni con i padroni e mi hanno sempre trattato male, come a me, a mio babbo che ha lavorato 40 anni e mio nonno ha lavorato fino ai 90 anni e dopo è morto, dopo 15 giorni. E da tutti ho sentito lamentele. Insomma, non ci potevamo ribellare, non potevamo fare proprio niente, se non andarci e restare a zonzo così, senza lavoro. Il Tribunale di Oristano, in nome del popolo italiano, dichiara Giovanni Meloni, Luigi Bilancetta, Pietro Mocci e Mariano Marongiu colpevoli del delitto loro contestato con le circostanze di cui agli articoli 62 e 62 bis Codice Penale e visti gli articoli citati, condanna ciascuno alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione. Visti gli articoli 163 e 487 del Codice di Procedura Penale, ordina che le pene come sopra inflitte a Giovanni Meloni, Pietro Moccia e Mariano Marongiu restino sospese per il termine di anni 5 alle condizioni di legge e ne ordina l'immediata scarcerazione. Rigetta l'istanza di libertà provvisoria per Luigi Bilancetta. Giovanni Meloni, Pietro Mocci, Mariano Marongiu e Luigi Bilancetta sono stati condannati per pesca abusiva nello stagno di Cabras, che è di proprietà privata. La libertà provvisoria è stata negata a Luigi Bilancetta perché recidivo. Quella notte, insieme ai miei compagni, abbiamo preso la decisione di andare a lavorare, che era una notte brutta. Ci siamo messi i vestiti di gomma e siamo partiti. Verso che ora? Verso la mezzanotte. Era una notte piovosa, una notte brutta, diciamo. Con l'intento di farla franca, diciamo, per la pesca. Purtroppo siamo stati sfortunati e ci hanno colto ugualmente nel fatto. Poi una guardia ci ha scovati e ha esploso un colpo di fucile. Infatti ha aggiunto anche quest'altro è per te. Quest'altro colpo di fucile? Colpo di fucile, sì signore. E io ho risposto, ma guarda che noi siamo venuti a cogliere 2 kg di pesci per sostenere le nostre famiglie, non per cercare voi altri. Purtroppo loro non hanno voluto sentire, infatti cercavano di precipitarsi per prenderci l'attrezzatura e noi, dato che eravamo sul posto, diciamo, con le reti anche in mano, abbiamo preso le reti e immediatamente siamo partiti via, siamo fuggiti. Che tipo di pesce siete andati a pescare quella notte? Cefali, E quanti ne avete pescati? circa 8 kg, E che valore potevano avere? 7-8 mila lire. Qual è il suo lavoro? Pescatore abusivo, così ci chiamano. Ma non potrebbe fare un altro lavoro qui? E dove? Dove deve andare? Per poter pescare regolarmente, perché non vi accordate con la proprietà chiedendo l'autorizzazione? Beh, perché la scelta la fanno loro. Cercano le persone più fidate, di quelle che possono fidarsi di più naturalmente. E poi perché loro vogliono il 40% Del pescato? del pescato. Poi ogni anno, se uno deve restarci, gli fanno un'altra proposta. Le dicono, se vuoi restarci ancora, se vuoi lavorare ancora con noi, mettiamo in una condizione di lavorare per il 50%. E poi via via, l'anno successivo, vogliono sempre di più, la percentuale per loro è sempre più grande. Signora, suo marito quando poteva guadagnare con questa pesca, diciamo così, abusiva?
Sulle 4-5 mila lire ogni volta che andava. Cioè ogni giorno, no? No, quando poteva. Lei è andata a trovare qualche volta suo marito in carcere? Sì, di giovedì. Ogni giovedì? Sì. E qual è lo stato d'animo del suo marito? E non buono, perché pensa alla famiglia, al bambino. E ora, signora, come fa a tirare avanti? Mi aiutano i compagni di mio marito. Gli altri pescatori? Sì, quel poco che mi possono dare. 4 pescatori sono stati condannati per pesca abusiva nello stagno di Cabras. Oltre ai processi intorno a questo stagno, a 2 passi dal mare sulla costa occidentale della Sardegna, si addensano da secoli lotte, passioni, interessi. Lo chiamano stagno, ma per la sua estensione è in realtà un lago vasto 2 volte l'isola di Capri. A Cabras, incredibilmente, ci sono pescatori pochi che possono pescare di più e pescatori che possono pescare di meno, secondo la collocazione che hanno in una assurda piramide feudale. E c'è chi non può pescare per niente, la maggioranza, perché è fuori della piramide. Lo scrittore e giornalista Giuseppe Fiori, nel suo libro Baroni in Laguna, un racconto inchiesta del 1961, afferma che a Cabras si ha l'impressione di vivere, di essere piombati in un tempo biblico. Che cosa è cambiato in 15 anni? Sono nello studio di AZ Mario Puddu, assessore alle finanze della Regione Sarda, Antonio Sanna, sindaco di Cabras, Aldo Uras, rappresentante legale dei proprietari, Diego Murtas, pescatore abusivo, Nando Cossu, del Comitato d'Agitazione dei Pescatori. Cabras è un comune della Sardegna a 8 chilometri da Oristano. Ha 7.000 abitanti. Non vi sono industrie. Ove si escludano alcune modeste attività marginali, la popolazione attiva lavora per il 50% nei campi e per l'altro 50% nelle acque dello stagno, che qui chiamano mare e pontis. È un lavoro clandestino perché, come abbiamo detto, i 2.200 ettari della Grande Laguna, che fino a pochi anni fa era considerata per produzione ittica una delle più ricche d'Europa, è di proprietà privata. Solo poche decine di pescatori sono in regola, avendo firmato contratti di varia natura con i titolari dello stagno. Le denunce e i processi per pesca abusiva, il reato contestato e quello di furto aggravato e continuato, sono, si può dire, cosa di tutti i giorni. Nel 1972 furono denunciate in una sola volta circa 280 persone, quasi la metà dei pescatori di Cabras. Il recente procedimento e la relativa condanna sarebbero passati inosservati se non fossero state applicate nei confronti degli imputati le disposizioni della recente legge Bartolomei, la cosiddetta legge antiterrorismo. Giornalisticamente si è sempre detto che la legge Bartolomei è una legge antiterrorismo. In effetti è una legge polivalente, infatti oltre a norme propriamente antiterroristiche come quelle relative alla detenzione e al porto di armi, vi sono delle norme contro i reati più gravi, contro le forme di criminalità che in questo momento hanno impressionato maggiormente l'opinione pubblica. Cioè vi sono norme che inaspriscono le pene per i reati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione o di rapina, e in particolare prevedo per questi reati anche la procedura direttissima, cioè che l'imputato subito dopo l'arresto possa essere tradotto al giudizio del tribunale senza alcuna istruttoria. Sì, vabbè, ma come mai può definirsi rapina, estorsione o sequestro di persona la pesca, sia pure abusiva, di 8 kg di cefali? Beh, taluni giudici, come ultimamente il Tribunale di Oristano, ritengono che nelle acque dello stagno di Cabras sia applicabile il secondo comma dell'articolo 33 testo unico della pesca, che afferma trattarsi il reato di furto, la pesca, in acque che siano racchiuse in modo da impedire l'uscita dei pesci tenuti in allevamento. Ora, se si parte dal presupposto che pescare nelle acque dello stagno di Cabras
poiché vengono ritenute da questi giudici acque interne di proprietà privata e non acque demaniali marittime, sia reato di furto, ne consegue che, poiché nel caso di specie hanno riferito i testi vi era stata una minaccia e precisamente, se volete le reti venite nel canale rivolto alle guardie giurate, furto più minaccia è come un'equazione matematica, si incorre nel reato di rapina e nel caso di specie rapina pluriaggravata, aggravata dal fatto che i pescatori erano in numero di 2 o maggiori di 2, nel caso di specie erano 4, e ulteriormente aggravata dal fatto che questi pescatori hanno rivolto la cosiddetta minaccia, la presunta minaccia, nei confronti pubblici ufficiali, come sono le guardie giurate al servizio di coloro che affermano di essere i proprietari di queste acque. I 10 mesi a 20 giorni di reclusione combinati dal Tribunale di Oristano, dato il tipo di reato, era il massimo della pena prevista? Beh, posso dire che viste le imputazioni 10 mesi e 20 giorni era il minimo, perché dando la prevalenza alle aggravanti sulle attenuanti, con l'imputazione come era contestata, a Bilancetta e Luigi potevano essere comminati 50 anni di reclusione, al Moci Pietro 45 anni e agli altri 2 pescatori 30 anni. Noi, per giustificare la nostra presenza nello stagno, abbiamo sempre portato il nostro diritto al lavoro e alla vita e siamo stati sempre arrestati. Ci sequestravano reti, pesci e battelli. Spesso ci hanno costretto a coprirci di debiti per comprare gli attrezzi da pesca che ci venivano sequestrati ogni notte. Era evidente a tutti che se non avevano la forza di superare questi ostacoli non ci restava che emigrare. Il clima a Cabras è pesante. I pescatori abusivi, se non con l'assenso, almeno senza l'opposizione dell'amministrazione comunale, hanno occupato il municipio. Un comitato di agitazione si è insediato ad oltranza nella sala consiliare. Lo slogan della lotta è «Lo stagno e i suoi pescatori». Tutte le forze politiche dell'arco democratico, locali e regionali, appoggiano il movimento. L'obiettivo è la ricerca di una soluzione definitiva della questione dello stagno. Una questione che viene da lontano. Risale a una bolla di Filippo IV di Spagna del 1652. Il sovrano, impelagato nella guerra di Catalogna, ha bisogno di denaro. Lo chiede a un banchiere genovese, Gerolamo Vivaldi. A garanzia, la Sardegna fa parte dei possedimenti spagnoli, offre lo stagno di Cabras. Filippo IV si dimostra un cattivo debitore e lo stagno passa alla famiglia Vivaldi. Nel luglio 1853 gli eredi Vivaldi cedono lo stagno a un notaio di Oristano, Don Salvatore Carta. Passano appena 2 anni e inizia, intorno allo specchio d'acqua, una ultrasecolare vicenda processuale di cui ancora oggi non si intravede la soluzione. Nel 1855 il Regio Demanio, in nome di Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, iniziò un'azione di rivendica della proprietà dello stagno di Cabras e di Santa Giusta, con una controversia giudiziaria che venne definita il 20 marzo 1858 con il rigetto della pretesa dell'amministrazione regia. Nel 1910 il prefetto di Cagliari espropriò per pubblica utilità lo stagno di Santa Giusta. Lo stagno di Cabras rimaneva nella detenzione dei privati. Nel 1922 l'amministrazione dello Stato chiese l'iscrizione dello stagno di Cabras nell'elenco delle acque pubbliche alla stregua di un lago, di una qualsiasi altra acqua. Nel 1954 il Tribunale Superiore delle Acque respinse questa richiesta dell'amministrazione dello Stato. Cioè dopo 32 anni? Esatto, sì, dopo 32 anni. Nel 1956 la Regione approva la legge numero 39 che abolisce i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne della Sardegna a qualsiasi titolo detenuti. A Cabras si esulta. Finalmente lo stagno tornerà ad essere dei suoi pescatori. Ma gli anni passano e tutto resta, almeno a Cabras, come prima. Anzi, peggio, perché per la prima volta le acque dello stagno si tingono di sangue.
Un pescatore abusivo, Angelo Mura, uccide una guardia giurata al servizio dei proprietari. È condannato a 10 anni. Oggi lavora in un'officina meccanica. Questa è la sua versione dei fatti. Avvenne che mentre stavamo pescando, no, è uscita all'improvviso una barca, c'erano delle guardie. E noi per paura siamo messi a scappare, no? E nel frattempo questo doveva scappare, è partito un colpo accidentalmente del fucile. E come è partito questo colpo? Come un inciampato, no? Ah, lei è inciampato? Sì. E è colpito uno di queste guardie, non sapevo neanche chi era. La legge numero 39 continua a restare inoperante e nel 1960 i pescatori abusivi decidono di occupare lo stagno. Si vuole premere sulle autorità regionali. L'occupazione fu guidata da Attilio Secchi. L'occupazione avvenne in questi modi. Il 7 settembre decidemmo tra le cooperative libere di occupare lo stagno l'indomani mattina. Siamo partiti di buon mattino con carri, carrette, camion. Cioè le barche stavano... Le barche le abbiamo messo sopra questi mezzi, però abbiamo trovato la strada sbarrata. Ho fatto mettere le barche in spalle ai pescatori e li abbiamo portate vicino allo stagno. Ho dato l'ordine allora di mettere le barche in acqua. Le barche stavano nell'acqua. Io ero a terra con le donne, tutti quanti, metà della popolazione che sono venuti a guardare questo spettacolo che non avevano mai visto. C'erano centinaia di carabinieri che perlustravano in terra. Restammo là per 3 giorni. Il sindaco ci fece scendere, il sindaco che c'era allora, ci fece scendere dicendo di portare le barche ad un canale che era proprietà comunale, che non le avrebbe toccate nessuno. L'indomani mattina non trovammo più le barche. E infine ritornammo a lavoro al Mar Libero e per l'anno non se ne seppe più. Cioè praticamente fallì l'occupazione. Fallì l'occupazione. L'occupazione fallì. È una sconfitta che tuttavia preoccupa i proprietari. Sono loro questa volta a prendere l'iniziativa sul piano legale. Il 18 gennaio 1961 i privati detentori dello stagno iniziarono la causa per ottenere il riconoscimento del loro diritto di proprietà sullo stagno di Cabras. Questo per evitare che trovasse applicazione la legge numero 39 del 1956 della Regione Autonoma della Sardegna che aboliva i diritti esclusivi di pesca. I privati sostenevano che questa legge non potesse trovare applicazione perché si trattava di un loro diritto di proprietà. Nel 1966 e nel 1971 rispettivamente il Tribunale e la Corte d'Appello di Cagliari riconoscevano il diritto di proprietà esclusiva dei privati. Nel gennaio del 1975 la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza che è stata depositata quindi poco più di un mese fa, ha accolto il ricorso presentato dall'amministrazione dello Stato e ha annullato le 2 precedenti sentenze. Ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma. Quindi praticamente giuridicamente si ricomincia da capo. A seconda della decisione dei giudici romani potrebbe anche tutto ricominciare da capo. Uno dei nodi di questa interminabile vicenda processuale e anche delle denunce e delle imputazioni per pesca abusiva è costituito dall'accertamento della natura delle acque dello stagno. Per stabilire se si tratti di acque dolci o salate, le parti e i tribunali affidano a degli esperti le relative perizie. Professori universitari di geologia si trasferiscono a Cabras. Si trattengono 6 mesi. Analizzano le acque. Conclusioni: acque di tipo oceanico, secondo alcune perizie, quindi acque praticamente salate. Acque oligomixualine, secondo altre perizie, quindi acque praticamente dolci. La proprietà dello stagno, la cui produzione ittica può rendere oltre 10 miliardi l'anno, è oggi divisa tra 5 famiglie e 32 quote. L'avvocato Aldo Uras è interessato a una delle quote minori. È anche il legale rappresentante dei proprietari e il loro portavoce nei rapporti con la stampa.
Salvatore Carta ebbe 6 figli. Uno non lasciò eredi, decedette giovane. Gli altri, sposandosi, ebbero a loro volta dei figli e fra questi c'erano 2 donne che, appunto, sposandosi, acquistarono un cognome diverso. Ecco la ragione per cui sono 5 famiglie. Da queste 5 famiglie poi, per via di altre successioni, le persone attualmente titolari del diritto sono 32. La proprietà deve sostenere le spese per tenere efficiente ai fini la pesca allo stagno di Cabras. L'efficienza dello stagno di Cabras è legata alla possibilità che l'acqua del mare entri, e con l'acqua del mare i pesci, entri dentro lo stagno. Questo afflusso di acqua di mare avviene attraverso canali che tendono naturalmente ad interrarsi. Quindi la proprietà deve intervenire per evitare questo interramento, adoperando delle draghe quando occorre, degli escavatori, poi ci sono tutte le altre spese di esercizio di qualunque impresa, come in questo caso particolare la manutenzione in efficienza, il rifacimento periodico 2 volte all'anno degli impianti di selezione e cattura del prodotto, gli oneri previdenziali e assistenziali e i salari per il personale, la manutenzione degli edifici aziendali, degli alloggi di servizio per il personale dipendente fisso e per i pescatori che lavorano in compartecipazione. Tutte spese che naturalmente assommano a una notevole cifra che non sono in grado di precisare. Potrei indicare così un 60% del reddito. Queste spese sono state sostenute in parte dalla Regione oppure solo dalle famiglie? Le spese vengono sostenute dalla proprietà. In un solo caso, quando si trattò di fare un grosso lavoro, fu richiesto un contributo alla Regione, che fu concesso. Qual è l'entità degli utili che la proprietà ricava dallo sfruttamento dello stagno? Qui la domanda diventa un po' imbarazzante. Anche per questo ovviamente io non ho elementi sufficienti per darle una risposta precisa. Posso dire questo, che prima che sorgesse questa contestazione e i pescatori associati seguivano scrupolosamente le regole del contratto, rimaneva un discreto utile che veniva poi ripartito fra i proprietari a seconda delle varie quote di loro proprietà. I pescatori legati alla proprietà con contratti di diversa natura sono organizzati in una struttura piramidale che si è andata consolidando con il passare delle generazioni. Al vertice è il sabitanti, è l'uomo di fiducia, quello che fa da legame tra i pescatori e la proprietà. Vengono poi i servi, costituiscono una categoria privilegiata. Un gradino più giù gli shaigoteris possono pescare tutto l'anno. Così come i poigeris, che tuttavia si impegnano ad usare solo determinati tipi di rete. Ai bogheris, invece, la pesca è consentita soltanto dal 20 settembre al 30 aprile. Al gradino più basso, i palamitai possono pescare unicamente anguille e devono usare solo gli ami. Fuori della piramide, ma a sua protezione, le guardie giurate. Questo sino a ieri. In questi ultimi anni qualcosa è cambiato. Alcune categorie, come gli shaigoteris, sono scomparse, ma la struttura, nelle sue linee essenziali e soprattutto nello spirito, è sempre quella. La novità piuttosto è un'altra. I pescatori che accettano di entrare nella piramide diminuiscono, quasi 305 anni fa, meno di 80 oggi. Come si diventa servi? Servi si diventa prima lavorando nello stagno, a mezz'ardì, e poi i padroni vedono il rendimento che danno e pigliano le persone più adatte per lavorare qui e più sicure, diciamo, per più questo fidate lavoro, anche, più fidate anche. Quali sono praticamente i compiti di un servo? I compiti di un servo sono di darsi cura della peschiera, aggiustare se c'è qualche rottura per le fuoriuscite dei pesci e di eseguire gli ordini che ci dà il capo azienda per tutte le disposizioni che ci sono da fare.
Quindi anche sorvegliare un po' gli altri sorvegliare pescatori. altri pescatori, notturno e anche di giorno. Qual è la sua opinione sui pescatori abusivi? La mia opinione sui pescatori, su tutti, diciamo, io penso che sarebbe una cosa di sistemarla, di finirla, questa situazione, o alla parte o all'altra. I pescatori abusivi di voi servi cosa ne pensa? I pescatori abusivi da noi servi ne pensano noi siamo quei tipi parassiti, dicono loro, che siamo come i padroni che lavoriamo in questa azienda e praticamente sono gelosi e odiati perché noi andiamo a denunciarli nel nostro servizio, li dobbiamo denunciare quando li troviamo pescando. Lei era un servo, vero? Sì, signor. E lei? Bogheri. E lei? Bogheri. Anche lei è un bogheri? Sì. Perché avete lasciato la proprietà? A me mi hanno licenziato. Perché? Perché loro dicevano per diminuzione di personale, ma siccome ci hanno chiamato lì in peschiera e ci hanno posto di fare il lavoro come volevano loro, il servizio come volevano loro. Cioè? Cioè denunciare, sempre denunciare, di prendere anche una fiocina e di sgonfiare i battelli di quelli che lavoravano lì allo stano dei pescatori di flotta. E questa è una cosa molto assurda per me. E poi c'è un'altra cosa, ci facevano firmare un contratto. Lui metteva tutto quello che voleva, noi non ci potevamo stanare. Dicevamo, ma possiamo cambiare il contratto? Infatti a me una volta mi ha dato una spinta e mi ha fatto cadere per terra, perché ho detto di cambiare il contratto e non ce l'hanno cambiato. Niente, non potevamo avere sindacato, niente, c'era scritto nel contratto insindacabilmente, non so come si dice. Non potevamo avere niente, non potevamo protestare, perché allora vattene fuori e non ci ritorni più. Nel contratto c'era che lui ci doveva mettere le reti, invece non ce ne dava, ce ne ha dato uno in 4 anni e una rete può durare sì o meno 4-5 mesi. Comunque ora siete degli abusivi. Sì, io sono degli abusivi adesso. So che è una vitaccia fare questa vita, perché andare in acqua con questo battello rischiamo anche la pelle. Se si sgonfia a ritornare, se si trova in mezzo allo stano a ritornare a riva, se c'è altro mezzo, è una cosa un po' dura. Voi potete pescare tutto l'anno o solo in un periodo dell'anno? Un periodo. Cioè in quali mesi? Da settembre in aprile. Il pescato come viene diviso fra lei e la proprietà? 60%, 69 e 40 il padrone. Quello che pesca le basta per vivere? Non basta no. Viviamo male. Le barche e gli attrezzi per la pesca sono a carico suo o della proprietà? Parte nostra, le reti delle nostre. E le barche del padrone. Quindi le reti deve acquistarle lei? Sì. E costano molto? Sì. Una rete quando viene accostata? E adesso va sulle 35.000 lire, pronta all'uso. Una rete, sì. Una. E voi quando ne dovete usare queste reti? Noi come regola almeno 2 ciascuno. Quindi avete una spesa un 70.000 lire l'anno? No, l'anno no. Mica dura un anno la rete. E quanto dura? Può durare un mese, 15 giorni, 2 mesi, dipende dalla pesca. Che tipo di pesca praticano i palamitai? I palamitai solo coi paramiti, come sono questi, pescano anguille. Che cosa sono i palamiti? Questo è un palamito, ecco. Ecco adesso questo viene così. Vede questo braccione, quest'ammo? Ecco. Questa si lega a una parte oppure si getta un segnale, una canna o una pietra nell'acqua, nel profondo, e il palamito esce da solo così, ecco, vedi? Ho capito. E ogniamoci la nesca, mettiamo di questo lombrici, ecco, questa terra, anche a treschi, veramente. Voi pagate un canone alla proprietà, no? Sì, questi anni, sarà 2 anni che hanno deciso i padroni a pagare 10-11.000 lire al mese. Un palamitaio, oltre al canone che deve al padrone, ha altre spese? E le spese del palamitaio sono queste. Liame, un cesto, così. E il cotone che si usava prima, adesso è il nylon. E la barca di ferro, diciamo noi. Remmi e tutte quelle cose lì, per conto suo. Quindi, levato il canone, levate le spese che avete, che guadagno può avere in un anno un palamitaio? Certo, adesso sarebbe netto, dice lei. Sì, netto. Netto. E certo che un anno ci arriverà a 700-800.000 lire, uno se è buono a lavorare, se non lavora non si guadagna.
bisogna che lavori. Beh, non è moltissimo però. Non è né molto e né poco, così la vita si la va a cavare avanti. Insomma, non le converrebbe allora fare il pescatore abusivo? Fare il pescatore abusivo sarebbe andare contro la legge e contro i padroni, ma perché devo fare quella vita? Non ci posso andare perché sto bene a pescare abusivamente e andare andare alla galera e a rischiare la galera. È una maleducazione. Non si può fare, assolutamente no. Poi noi abbiamo conosciuto questi padroni, la famiglia Carta e Corrias, che erano tutti buoni, buonissimi. Che cosa vogliamo di più noi? Come io paramitaio, pagare, mettiamo 12.000 lire al mese, adesso è tutto ciò che pesca per conto mio. Certi pescatori che, non so, all'interno della peschiera venivano sottoposti a umiliazioni, angherie di ogni tipo, non so, erano costretti, venivano, non so, rasati a zero, gli si buttavano in faccia certe porcherie, insomma, gli davano pedate e li buttavano in acqua, e roba di questo genere, insomma, dovevano sottostare a un sacco di porcherie di ogni genere. Insomma, pian piano i pescatori sono riusciti a risollevarsi da questa situazione, ma c'è voluto del tempo, ci sono volute le lotte che ci hanno portato i risultati di oggi. E ci facevano firmare il contratto. Questo contratto non è che a noi ce lo facevano leggere, lo davano ai cosiddetti comandatori. Comandatori chi erano? I che erano un uomo che comandava 12 uomini, e questi ci facevano firmare. Se non firmavamo, praticamente ci buttavano fuori a noi. Capito? Il contratto non era regolare. O firmavamo o eravamo fuori. Senta, attualmente in cosa consiste e come si svolge il suo lavoro? Il mio lavoro si svolge di notte con la barca, col fuoribordo, costeggio, e di giorno con la motocicletta. Intorno al lago, sì. Intorno al lago sempre, sì. E se trova qualche pescatore non autorizzato? Se trovo qualche pescatore non autorizzato, cerco di procedere all'identificazione, a prendere la generalità e segnalarlo all'autorità giudiziaria. Lei è stato anche guardia giurata, vero? Non giurata. Aiuto guardia giurata. Aiuto guardia giurata. Com'era il lavoro? Il lavoro, sa che cos'è? Eravamo noi la carne di macello, perché le guardie ci dicevano prendete questo, prendete quest'altro, e loro stavano così impalati. Chi loro chi? Le guardie giurate. Noi eravamo quelli che davamo manforte a loro. Prima di iniziare un processo così, diciamo, per la contravvenzione sulla pesca abusiva, c'era uno dei padroni, dovevamo andare là, sempre là, ci dava un bicchiere di vernaccio o due, voi altri ci diceva dovete dire così e così e così, dietro il giuramento. Noi abbiamo sempre mentito. La stessa terminologia che abbiamo appena sentito basta da sola a fotografare una situazione pietrificata nel tempo, una assurda gerarchia di vassallaggi e quindi di privilegi e di esclusioni. I servi, i poigeris, i soigeris, no, i bogheris, i palamitai. Com'è possibile che oggi esistano delle strutture legate a situazioni così lontane nei secoli? A parte poche eccezioni, abbiamo sentito muovere accuse ai proprietari da parte dei pescatori che sono alle dipendenze dei proprietari, avvocato Uras. Che c'è di vero? Quanto alla terminologia, ritengo che non ci sia niente di strano, perché è una terminologia legata all'attrezzo che ciascuno di quei pescatori adopera, e cioè sciaigotteris, per esempio, sono quelli che adoperano lo strumento chiamato sciaigot, poigeris sono quelli che adoperano lo strumento chiamato poigiu, bogheris sono gli uomini che vogano, che remano, cioè nelle barche che devono fare la pesca con la rete di circuizione, quindi non ci trovo niente di strano. Però questi attrezzi, queste reti, alcune sono a maglie larghe, alcune a maglie fitte, che vuol dire che alcuni possono pescare dei pesci e altri possono pescare altri tipi di pesci. Certo, perché vengono indirizzati alla pesca con questi attrezzi in un determinato settore, con altri attrezzi in altri settori, e quindi possono, e anche a seconda dei tempi e della stagione, in relazione allo sviluppo che l'Itio fauna assume man mano durante il corso dell'anno. Sentiamo la versione del signor Murtas, che è stato pescatore dipendente della proprietà per diversi anni, credo. Io ci sono stato alla dipendenza dei padroni e il fatto sta qui. Prima si entra come bogheri. Cioè, voglio dire, c'è differenza nella possibilità di pesca a seconda della come categoria? siamo soldati, no?
all'esercito, si inizia come recluta. Lo stesso è Bogheri. Se faccio a bravo e mi sottometto a tutte le cose che mi dicono i padroni, tutto va bene. Vengo promosso a Sciagotteri. Sciagotteri, se faccio il bravo, lo stesso. Vengo promosso a Poigeri. E così via. Se invece al rovescio non do ascolto a ciò che mi dicono i padroni, mi sottometto a tutto quello che mi dicono i padroni, la vedo come la vedo io, che è torto come dicono loro, perché i padroni mi mandano a lavorare in un periodo che fa comodo a loro. Ci mandano tutti insieme a Bogheris quando ci sono i pesci nello stagno, a modo che questi pesci alla nostra entrata con le barche se ne vengono via nella peschiera. Una volta carica la peschiera, noi fermi di lavorare. 15 giorni, una settimana, fin quando il prodotto della peschiera non è liquidato. Quando il prodotto della peschiera è liquidato, nuovamente a lavorare un'altra volta. Circa l'accusa, avvocato Uras, dei rapporti fra pescatori e proprietari che abbiamo sentito nei filmati? Beh, devo dire questo, che i pescatori associati all'azienda per la pesca non hanno mai fatto nessun reclamo di nessun genere in sede sindacale o in sede di lavoro. Qualche piccola divergenza che c'è stata circa la retribuzione, circa la percentuale di loro spettanza, qualche altra divergenza circa l'impiego di reti a maglie più o meno larghe in certi periodi, sono state appianate pacificamente senza mai nessun contrasto di notevole entità. Una volta che noi eravamo Bogheri, nessuno poteva parlare, nessuno. Se uno la vedeva che era nera, doveva dire che era bianca. Non nera, bianca, all'inverso. Se diceva invece che era nera, fuori dai piedi, se ne doveva andare. Cercavano un altro. Sché quelli che restavano Bogheri erano quelli che si sottomettevano alle condizioni dei padroni. Se no, dall'azienda fuori. Avvocato Uras, una domanda già postale nel filmato. Quanto rende alla proprietà lo stagno di Cabras? Guardi, la resa dello stagno di Cabras in periodi normali, cioè quando ancora non esisteva questa contestazione, era una resa piuttosto alta. Non so se sia il più produttivo d'Europa. Certo, è molto più produttivo di molte lagune venete, per esempio, che godono di una grande fama. Mi è capitato di leggere degli studi fatti da un funzionario della regione e un funzionario dell'amministrazione della Marina Mercantile che indicavano mediamente una produzione di 4 quintali e mezzo ad ettaro. Per 2000 ettari sono quindi 8.000 quintali all'anno. 8.000 quintali, grosso modo, che andavano ripartiti nel 60% a favore dei pescatori, Bogheris, e per il 40% a favore dell'azienda. Con questo, che il 60% che andava ai pescatori era un 60% netto, perché contrariamente a ciò che qualcuno ha detto durante il filmato, le reti, le barche e i remi sono forniti dall'azienda. È certo che quando i pescatori sciupano le barche, sciupano le reti, ciò che si ricava da questo stagno può essere messo in crisi o in notevole diminuzione dal fatto dell'usura di una rete? No. La crisi dello stagno di Cabras dipende da ben altri fattori di vario genere, dei quali qualcuno io ho indicato anche nell'intervista fatta a Oristano, e cioè questa grande quantità di pescatori abusivi che asportano dallo stagno ingentissime quantità di prodotto e di conseguenza il reddito dell'azienda e quindi il reddito di tutti è andato sempre diminuendo, perché il numero di questi pescatori abusivi è andato sempre crescendo e ovviamente quando la torta è quella che è, la si deve ripartire in troppi, non ne rimane più nulla per nessuno. Lei è stato molto esauriente, ma non ha risposto alla domanda: quanto rende alla proprietà lo stagno di Cabras? Beh, questo è un dato che anzitutto non ho elementi precisi per dirlo. Ma lei rappresenta legalmente tutti i proprietari? In questo momento li rappresento, ma non legalmente. Sono stato incaricato dai proprietari di tenere i contatti
con la stampa e con la televisione, non è che io sia un rappresentante legale dei proprietari. La rendita della proprietà io non la so precisare. Dottor Sanna, sindaco di Cabras, qual è l'atteggiamento dell'attuale amministrazione comunale di Cabras in questa vicenda? È stato di pieno appoggio e di piena solidarietà col movimento dei pescatori, nella convinzione che il movimento stesso dei pescatori sia diretto, sia rivolto a portare avanti delle istanze di carattere sociale che non possono essere, diciamo così, ulteriormente disattese. Perché non mi pare giusto, non mi pare opportuno che nel 1975, in cui oggi ci troviamo, abbiano ancora vigore delle regie patenti e atti di Filippo IV. Quindi si tratta di un movimento che investe di un'azione, diciamo così, quella dei pescatori, che non riguarda solo i diretti interessati, cioè i pescatori che promuovono l'azione stessa, ma interessa, diciamo così, a dei riflessi di carattere sociale ed economico su tutta la struttura sociale ed economica del paese di Cabras. Quanti sono i pescatori abusivi a Cabras? Ma penso che attualmente il numero dei pescatori abusivi si aggiri circa sulla cifra di 300 o 400. Perché sono tanti? A mio parere la legge viene contestata in maniera così ampia, così globale, quando si verifica una forte discrepanza tra la legge stessa e il comune sentire della popolazione. Tutti a Cabras si augurano che una soluzione soddisfacente possa essere trovata. La stessa proprietà non è più su posizioni intransigenti. E io stesso fui incaricato dalla proprietà di trattare per una cessione alla regione. La disponibilità è stata la più aperta da parte nostra. C'è stato, naturalmente, come capita sempre in questi casi, una certa discussione per stabilire un prezzo, ma si era raggiunto quasi un accordo e si può sempre raggiungere. Quindi questa disponibilità è più viva che mai oggi, che ci accorgiamo tutti, perché viviamo nella realtà, insomma, questa comunione familiare è formata da persone che vivono nella realtà d'oggi e quindi si rendono conto benissimo che conviene, insomma, per tante ragioni, cedere la proprietà. Quindi le porte sono sempre aperte. Ovviamente non la consideriamo questa una resa, la vogliamo considerare una resa con gli onori delle armi, diciamo, ecco. Ma l'acquisto dello stagno da parte della Regione, essendo in corso un'avvertenza processuale, è per il momento giuridicamente e amministrativamente impossibile. Intanto lo stagno sta morendo. I pesci nello stagno sono sempre in diminuzione per il semplice motivo che i padroni prima pescavano solo i pesci grandi, ora pescano pesci grandi e piccoli. Tanto è vero che sono stati condannati dal Tribunale di Oristano per la pesca del novellame. Che è proibita. Che è proibitissimo, è logico. Oh, e perché fanno questo? Ma fanno questo perché io penso che stanno per perdere lo stagno. Il patrimonio ittico dello stagno è in continua diminuzione. Secondo lei quali sono le cause? Perché si sono riversati qui, a parte quei pescatori che ci sono tutto l'anno, pescatori non autorizzati, e poi secondo i periodi, da settembre a novembre, qui si riversano pescatori occasionali, così, da tutti i paesi del circondario. Continuando di questo passo, lo stagno diventerà solo acqua, alla morte totale. Non è compito nostro stabilire torto o ragione, ma lo stagno sta morendo. Che cosa si sta facendo? Che cosa c'è da fare, avvocato Puddu? Lei ha ragione quando dice che lo stagno sta morendo e che siccome appartiene a tutti bisogna fare qualche cosa. È quello che intende fare la Regione. Non è che abbiamo molte carte da giocare col sistema legislativo italiano. Noi siamo però convinti che il problema si risolva pubblicizzando le acque. Il potere non sta alla Regione perché non abbiamo noi i poteri per poter pubblicizzare le acque.
Intanto ci stiamo servendo delle... Cioè dichiarare le acque pubbliche. Intanto ci stiamo servendo dei mezzi di cui possiamo disporre. Tentiamo ancora una volta di applicare la legge numero 39. Nel contempo, proprio avanti ieri, la giunta regionale ha dato l'incarico al suo presidente di convocare urgentemente tutti i parlamentari sardi perché si facciano promotori di un'iniziativa legislativa nazionale in virtù della quale vengano qualificate acque pubbliche tutte quelle appartenenti a specchi d'acqua aventi oltre 200 ettari. Penso che il modo per evitare che lo stagno vada ancora più impoverendosi sia quello di passare lo stagno stesso alla mano pubblica in modo che possa essere svolta un'azione tendente ad eliminare tutti quei fenomeni di abusivismo, di inquinamento anche dello stagno che attualmente si stanno verificando. Abbiamo in Sardegna già diversi esempi di pubblicizzazione delle acque. Stagno di Santa Giusta, stagno di Marcedì, stagno di Sassu, che sono stati tolti alla proprietà e concessi ai pescatori, concessi direttamente ai pescatori dalla regione. E abbiamo constatato, e del resto non dico una novità, che proprio in questi casi il depauperamento avviene totalmente, perché i pescatori non seguono assolutamente, non vogliono seguire assolutamente le regole per una sana gestione di questi compendi acqui dove la produzione potrebbe essere superiore, come era superiore nello stagno di Cabras, quando venivano osservate quelle regole che venivano imposte dalla proprietà. Non mi consenta, questo non corrisponde affatto a verità. Proprio nei due compendi ai quali si è riferito poc'anzi degli avvocaturas, vi è una situazione differente che può dare apparentemente ragione alla sua o alla mia tesi. Cioè, se è vero che in questi anni, ma in questi ultimi anni, nello stagno di Santa Giusta vi è stato un calo di produzione, il che non era però negli anni precedenti, quando pur esso era pubblicizzato e assegnato alla gestione delle cooperative, questo calo è conseguente di tutta una serie di fenomeni di inquinamento che non sono legati a fenomeni di disubbidienza o di scorrettezza dei pescatori. Nel compendio di Marcedì addirittura abbiamo proprio il contrario. Nel compendio di Marcedì, dove non si verificano o non si sono verificati dei fenomeni notevoli o rilevanti di inquinamento, abbiamo un incremento della produzione ittica. Comunque è sempre meglio, nell'interesse generale, che a godere di questo poco o molto che Madre Natura ci dà siano la maggior parte dei cittadini anziché pochi. Quanti sono i pescatori associati, lei li chiama associati, cioè i dipendenti della proprietà? No, non sono dipendenti, è una specie di, associati. di Quanti mezzadria, sono? diciamo. Bene. Quanti sono? Attualmente credo che siano un'ottantina. Quanti sono? Domanda anche a lei, quelli abusivi. Gli abusivi, ce l'ha detto il sindaco, cioè, sono 300 o 400. Ecco, questi 300 o 400 pescatori abusivi, che cosa faranno secondo lei? Che cosa dovranno fare? Che cosa dovrebbero fare? Guardi, la proprietà già in anni precedenti a questi aveva cercato di venire incontro a questi pescatori abusivi, assorbendoli fra quelli che venivano a lavorare in compartecipazione col 60% del prodotto che pescavano. Ovviamente chi si è abituato a pescare abusivamente e a far proprio tutto quello che pesca, mal si adatta a dover dare un 40% alla proprietà. A Cabras esiste un comitato di agitazione dei pescatori, qui è rappresentato dal signor Cossu. Che fare per salvare lo stagno di Cabras? Una cosa è certa, che la prima cosa da fare nel più breve tempo possibile intanto è quella di dare lo stagno ai pescatori. Il fatto assurdo in questa situazione è che ci troviamo di fronte ad una regione che risulta quasi impotente contro un privato, contro una serie di privati. Cioè l'assurdo di tutto è questo, che un potere pubblico non riesce a spuntarla per un bene pubblico per giunta contro dei privati. Signor Murtas è pescatore abusivo, era pescatore dipendente o associato o mezzadro. Qual è la sua proposta? Per salvare lo stagno di Cabras. Che cosa c'è da fare? Per salvare lo stagno di Cabras? Secondo lei? Se il governo dà lo stagno a noi, l'avvocato Uras ha detto che lo stagno di Cabras può produrre 8.000 quintali di pesci all'anno.
Ma se lo stagno viene dato ai pescatori, a una cooperativa a Cabras, senza bonificarlo anche, come ha detto l'avvocato Uras, io sono convinto di dare centinaia di milioni di quintali di pesci all'anno, non 8.000 come ha detto l'avvocato Uras, perché adesso, sia dalla parte dei padroni che dei pescatori abusivi, stanno pescando quei pesciolini 30-40 al chilo, invece dovevano essere pescati questi pesci 3 o 4 al chilo. Questa capacità o possibilità di conservazione o di aumento, perché vi è una forte possibilità di aumento di questa produzione, non può che essere legata a interventi particolari e di rilievo attraverso opere idrauliche che nessun privato alla fine, per quanto di buona volontà, riesca a fare e che quindi solo il potere pubblico è in grado di realizzare. Dico nessun privato, ho detto nessun privato di buona volontà è in grado di poter fare, ma nel caso di specie io ritengo che non ci possiamo neppure trovare di fronte ad un privato di buona volontà, perché il fatto stesso che già da 20 anni, teniamo conto solo di questi ultimi 20 anni, la cosiddetta proprietà è in continuo contrasto, giudiziario o no, con i pescatori, con le amministrazioni pubbliche dello Stato e della Regione, sicuramente ha portato questa proprietà privata a non incrementare la produzione, a non effettuare quel tipo di opere idrauliche che sarebbero necessarie. Questa considerazione, quindi, legata all'altra di ordine pubblico, che è estremamente significativa, non a caso può, e non tutti i giorni avviene nella nostra regione, ma dico neppure in Italia né negli altri paesi del mondo, che 300 cittadini di una piccola comunità come può essere quella di Cabras vengono portati tutti assieme, individuati e portati tutti assieme di fronte al magistrato ed essere giudicati. Quando in una piccola comunità la cittadinanza, la collettività, perché di collettività si deve parlare, si ribella in tale forma, in una forma così massiccia, è evidente che vi è una situazione ormai anacronistica, in contrasto con la coscienza sociale che si è andata evolvendo, che non tollera più né regole né regolamenti che ancora si conservano. E noi abbiamo offerto, e lo offriamo ancora qui pubblicamente, di fronte a tutta l'Italia, ai detentori dello stagno, una possibilità di una soluzione che sia la più rispettosa dei diritti di tutti, quella di permetterci di entrare nella disponibilità di questi compendi e di lasciare poi la soluzione del pagamento o meno, del dover o meno corrispondere un qualche cosa, sia prezzo sia indennità, per quanto noi veniamo a sottrarre ai cosiddetti detentori, alla soluzione e alla volontà dei giudici della Corte d'Appello di Cagliari. Si tratta per la proprietà di fare eventualmente solo un sacrificio di pochi mesi, perché non durerà tanto, o di un anno la causa in Corte d'Appello, dopodiché ci rimettiamo alla volontà del magistrato, la Regione per prima. Sia l'onorevole Puddu sia il sindaco Sanna hanno impostato il problema sotto il punto di vista sociale. Ora, io contesto che ci sia un problema sociale, ma lo voglio dare per scontato. Però non mi pare giusto, debbo osservare, che un problema sociale, cioè che interessa la socialità, debba essere risolto col sacrificio del privato. Chi deve sacrificare è la collettività. Avvocato, ma non le stiamo chiedendo il sacrificio di nessuno, stiamo dicendo se la Corte d'Appello riconoscerà la vostra proprietà, pagheremo. Grazie. È chiaro che se la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione mi riconoscono il proprietario dovete pagare. Ma scusi un momento, per quale motivo dobbiamo pagare se poi la Corte i magistrati non riconosceranno il vostro diritto di proprietà? Perché oggi non è affatto riconosciuto, è in contestazione. C'è un sistema. E quale? E lei che è avvocato lo conosce benissimo. Mi dica. Quando due persone litigano per la proprietà di un bene, si può arrivare a una transazione. Questo lo possono fare i privati, non lo può fare la pubblica amministrazione. Anche la pubblica amministrazione non lo possiamo fare perché siamo legati alle leggi. Lei lo sa che per comprare dobbiamo fare una legge. La fate. Ma la legge non si può fare se non è riconosciuto il diritto. Una pubblica amministrazione non può comprare a non domino, dobbiamo comprare da chi è titolare della proprietà. La pubblica amministrazione può transigere una lite che è in corso.
E questa è l'unica soluzione possibile E lei che sa noi anche, vediamo adesso. comunque, che Ma la quanto avete pubblica chiesto per amministrazione, vendere mi lo scusi, stagno? Abbiamo chiesto una cifra che è adeguata alla metà del valore dello stagno. E quant'è il valore dello stagno? Beh, preferirei non dirla. Io dico che è ora di finirla, perché i padroni per parte mia sono troppo forti. Se erano stati altri padroni, a quest'ora lo stanno, non oggi, ma diversi anni trascorsi era stato preso. È una notte come un'altra a Cabras. I pescatori abusivi, alcuni dei quali usano ancora imbarcazioni di canne palustri simili a quelle di papiro dell'antico Egitto, tornano a pescare di frodo. E la guardia giurata, con una motobarca lui, torna a perlustrare i 2200 ettari dello stagno e i 10 chilometri di canale che vi affluiscono. Sono un impresario, no? E le mie funzioni sono di trattare l'interesse dei padroni, di sorvegliare il personale, di mandare al lavoro, tutto quello che c'è da fare nell'azienda. E tutte queste cose, basta. Cosa ne pensa dei pescatori abusivi lei? Da parte mia io non penso quello che penso io, perché io sto bene, di loro non lo so. Quello che pensano loro. Secondo lei, quale sarebbe la soluzione migliore per risolvere questa situazione qui a Cabras? La soluzione migliore per parte mia di rimanere in mano ai padroni questa azienda. Che noi stiamo bene, logicamente io voglio rimanere così. Scusi dottore, proprio adesso mi hanno chiamato in caserma, a me e altri 18 pescatori, perché siamo stati denunciati per furto aggravato continuato. Ma per pesca abusiva? Sì. Lei ha avuto altre denunce? Sì, altre 350.